Siamo a un bivio e alcune scelte devono essere fatte. Il movimento autonomista Bard, la sua di scelta l'ha fatta dopo un ragionamento non semplice con le diverse anime che lo compongono. Alle prossime elezioni regionali il sostegno deciso e convinto a Dario Bond, candidato nelle liste di Fratelli d'Italia. E abbiamo scelto una persona che può rappresentare questo territorio. Abbiamo deciso di puntare sul candidato che conosciamo, che conosce la realtà di Trento e Bolzano perché ha agito per lunghi anni nel fondo dei comuni confinanti, per cui ha un'idea complessiva del territorio e che può avere l'autorevolezza per portare alcune questioni fondamentali che sono quelle del documento che abbiamo sottoscritto. L'obiettivo dell'accordo preelettorale con Dario Bond è quello di costruire un Veneto che riconosca e valorizzi l'identità montana della provincia di Belluno, rafforzando autonomia, servizi e rappresentanza politica del territorio. Bene le Olimpiadi, afferma Andrea Bona, ma i problemi di questa terra restano sul tappeto. A Bond il Bard ha chiesto un impegno deciso in primis sul ritorno all'elettività della provincia di Belluno e poi l'attuazione piena dell'articolo 15 dello Statuto regionale che riconosce la specificità del bellunese, un assessorato con delega specifica per la provincia di Belluno e una sanità autonoma e vicina ai cittadini della montagna bellunese. Bond non si è sottratto, sposo totalmente la linea del Bard, ha detto, guardando subito la linea di demarcazione fissata dalla scadenza delle concessioni idroelettriche, vero e proprio punto di svolta per il futuro della provincia di Belluno in termini di risorse, con l'impegno di aprire un rapporto con Enel sul modello trentino. E al modello della SVP altoatesina guarda il Bard, che ha tratto ispirazione dall'azione politica sul campo della Südtiroler Volkspartei. L'abbiamo imparato a fare dalla Südtiroler Volkspartei, che in questo è maestra, devo dire, nello scegliere gli schieramenti che poi danno effettivamente risultati al territorio. Noi chiediamo risultati al territorio, chi governa, tra parentesi, è avvantaggiato a questo punto di vista, non ne facciamo una questione ideologica, speriamo prima o poi con il ritorno dell'elettività alla provincia di presentarsi anche col nostro marchio.